Passiamo ora agli assoluti maschi. Sono previste 2 batterie. Nella prima troviamo Cristian Valerio in corsia 2, Riccardo Bertuola in 3, Stefano Sasso in 4, Giovanni Busato in 5, Simone Buttazzi in 6, Mattia De Girolamo in 7. Ale Schiavinato 35-33 in vantaggio dopo le prime 2 vasche su Martina Franceschini, 35-52. Siamo già dall'altro lato della vasca con la terza e conclusiva virata. E quindi anche la rana assoluta al femminile va a completarsi. Alessia Schiavinato 1.14.31, si piazza in quarta posizione. Martina Franceschini 1.15.56 in sesta posizione. Alla partenza la prima delle 2 batterie assolute maschili.